Un guizzo nel mare per il movimento delle simili sardine che si appresta a sbarcare in Veneto, Verona, Treviso, Padova. Vicenza manca all'appello, ma il mare è aperto. Che accoglienza troveranno? Ho sentito, ho visto più che altro qualcosa su Facebook. Che idea se n'è fatta? Le piace oppure no? Guardi, no, non so, penso che tutti i movimenti siano delle cose importanti, perché vuol dire che qualcuno si muove. Poi ho sentito sto ragazzo che un po' coordina, le idee sono buone. Vengo da Mantova, no, non li conosco. Nuovo, giusto che ci sia. Magari. Chiunque, ma non questi. Libera espressione di libero dissenso e quindi bene così. Tutti i movimenti popolari che siano spontanei espressione di un'opinione sono sacrosanti, mi sembrano anche molto pacifici tra l'altro. Io mi sono fatta l'idea che sono contro questa politica spettacolo, contro la politica populista in cui non ci sono mai dei fatti concreti dei quali si possa parlare, non si parla delle soluzioni, si parla dei problemi. I problemi li conosciamo tutti, inutile che ci arrovelliamo sui problemi. Le soluzioni concrete dove sono? Conosco poco o niente. Ma in generale si è fatto un'idea, le piacciono o non le piacciono? No, non mi sono fatto un'idea, mi dispiace. Lo so, è un movimento in risposta a Salvini. Che cosa ne pensa? Fanno bene, fanno male? Secondo me fanno male, ecco, io no. Però ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi però io non sarei d'accordo, perché così è un continuo ribellione, un continuo richiamo al malcontento.